Convocato dalla Presidente Miriam Mniemi con un solo punto all'ordine del giorno, il programma triennale per le opere pubbliche anni 2026-2028, il Consiglio Comunale di Favara ha approvato ieri sera l'importante strumento di programmazione. Una votazione unanime e convinta. C'è stata soltanto la necessità di approvare prima degli emendamenti definiti tecnici dalla Presidente, in quanto sono stati rilevati degli errori, dei refusi da parte degli stessi tecnici che ne avevano curato la stesura. Per esempio l'importo annuale per l'intervento dei lavori nella palestra della scuola di via Agrigento, erroneamente scritto a 3.000 euro invece che dei reali 300.000 euro. Secondo emendamento, relativo a un errore nella trascrizione nella scheda E del RUP, anche in questo caso variato all'unanimità. Si è discusso anche, su sollecitazione della Presidente Miriam Miniemi, dei lavori e delle scadenze di alcune opere finanziate con il PNRR, tra le quali la scuola dell'infanzia di Piazza Capitano Vaccaro, la scuola Mendola, le mense scolastiche, i lavori sul vallone Favara. Richieste di informazioni anche per il finanziamento della cosiddetta mobilità sostenibile. La Presidente ha chiesto che fine hanno fatto le biciclette, dove sono, che previsioni ci sono per il funzionamento. Il sindaco Antonio Palumbo ha provato a rispondere a tutto, ma non in maniera dettagliata. Gli asili sono in fase di collaudo, ha detto, la scuola Mendola è in fase di completamento, il vallone anche. Le scadenze sono al 30 giugno di quest'anno, come le imprese aggiudicatarie sanno bene, altrimenti saranno applicate le previste penali. Sul bike sharing, ha detto Palumbo, si aspetta la stesura del regolamento e l'attivazione dell'app. Le bici ci sono e sono custodite bene. Comunque, per queste notizie precise, farò relazionare ai tecnici che se ne stanno occupando. Chiarimenti infine anche per l'atto di adozione dello stesso piano chiesti dal consigliere Carmen Virone, in quanto lo stesso non era inserito nella delibera, ma tutto è risultato a posto, quindi la votazione finale che ha visto tutti i 17 presenti rispondere sì.